Siamo con Davide Nadini. Davide, stasera un Valdagno che ha dato non del filo da torcere ma di più al Trissino. Qualche rammarico per le conclusioni da fermo, tipo il rigore, 2 punizioni di prima, però stasera tutto il pubblico ha visto un Valdagno, vi vogliamo così. Sì, come hanno cantato, vi vogliamo così. Dovevamo partire così dalla prima partita, siamo arrivati solo alla terza, ora dobbiamo continuare così. Sarà un percorso lungo, ma giocando così penso che metteremo in difficoltà qualsiasi squadra, dal Trissino al fanalino di coda. Io credo che questa squadra sia molto forte, abbiamo trovato gli equilibri penso stasera, o comunque siamo ancora alla ricerca di trovare gli equilibri ottimali. E penso che se li troveremo e li perfezioneremo possiamo arrivare veramente in alto, perché c'è tanta qualità in questa squadra, veramente tanto. Grazie Davide, grazie anche di essere qua, perché quando si perde i derby in casa così magari non è semplicissimo, però hai detto benissimo, gli equilibri si sono visti schemi chiudersi. Poco prima della tua rete c'è stato, avevo proprio visto che si stavano ritrovando gli equilibri. Un Valdagno che ci crede, ci credete tutti, sempre il nostro grande in bocca al lupo. Crepi, venite a sostenere la squadra, per forza, dai. E grazie a Davide Nadini.